Usiku si mantiene in vantaggio sotto l'attacco di Vento Adri. Serra sotto Viper Pink, l'errore Numero sulla curva 4, del numero Vortice 4 di Leo, Vortice Leo. squalificato. Terza alla corda è Jean Peter, mentre Vincent Trio accenna a spostare all'esterno. Prosegue il duello in vantaggio tra Usiku e Vento Adri. Attacca Vincenzo Torrente, 400 metri in 29,9, serra sotto Viper Pink. Cerca posto Vincenzo Torrente, ma direi che il posto non c'è, perché serra sotto Antonio Di Nardo con la femmina e quindi si avvicina a Vincent Trio. Terza la corda, Jean Peter allarga, rinuncia Vento Adri. Pensa già alla prossima corsa. Intanto Usiku si mantiene battistrada dopo 600 metri in 45,6. Viper Pink è secondo davanti a Jean Peter. Avanza Vincent Trio e si trascina Verne del Ronco. 15,4 qui davanti alle tribune. 1,1 il primo giro, con in vantaggio sempre il figlio di Zola Bocco. All'esterno Vincent Trio si sta avvicinando. Viper Pink sempre lì seconda alla corda, chilometro in 1,16,5. Prosegue in vantaggio l'allievo di Antonio Barbaro, con all'esterno ora Vincent Trio. Viper Pink segue i due, cerca di avvicinarsi anche Verne del Ronco, mentre cede Jean Peter. Rompe Verne del Ronco, retta di là passata in Numero 14,9 con 7, Vincent Verne del Trio che insiste Ronco, al largo di Usiku. squalificato. Viper Pink cerca di ingambarsi, ma siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, con Usiku ancora a battistrada. Viper Pink cerca di rientrare a Vincent Trio, ultimi 150 metri in vantaggio Usiku su Viper Pink, ed è Usiku che viene a vincere nettamente davanti a Piper Pink e Vincent Trio a precedere Vancouver Ongi. 29,9 a chiudere, 1,15,4 la media al chilometro per il figlio di Zola Bocco, che coglie la sua 11ª vittoria in carriera con Antonio Barbaro. Training di Lulk Pattalpo, i colori della signora Christine Krug, la quota al totalizzatore di 4,18.